Ted, mi sono venuto a vedere il spettacolo che fai qua ad Hollywood. E cosa da dire che c'è qualcosa di mai visto. Sì, beh, in effetti non è un spettacolo uguale che altro. Sontiamo sempre robe nuove, inedite, a volte abbiamo ospiti. Ospiti tipo? Abbiamo avuto Oscardi. Davvero? Certo. Ma i doppiaggi col pubblico, è difficile, come fai? No, non sta a credere, a volte col pubblico in fuori robe a pissarsi addosso. Che doppiava un boccia dal Marocco, ma Marocco marocchin, non Marocco veneto. Ma come fai? Cioè, come funziona? Facciamo tutto prima naturalmente, il filmato, i vari effetti sonori. Dopo che domandiamo alla gente chi c'è che viene sul palco, è così che facciamo leggere delle frasi scritte e dopo montiamo tutto. Che figata. E il prossimo quando fai? Sabo questo a Trivignano. Bisogna che lo dica a me amici. A che ora? Alle 9. E che novità che è sto giro? Qualche doppiaio nuovo? Qualcosa? Beh, intanto una novità è che so mi. Ero anche prima, ma adesso mi fa fare più robe. E dopo che siete parodie nuove, mai viste prima, tipo romanzo criminale con l'attore Diego Pagotto. Insomma, che c'è sempre qualcosa da scoprire nei vostri live. A te poi ben dirlo, ormai non sappiamo più cosa aspettarsi da chi assassinà in testa di ad Hollywood. Beh, ora non ne resta che venire tutti il 16 di marzo a vedere. Grazie Ted. Prego, posso assame adesso? Certo. Ho il culo tutto maccà. Perché? Ah, senti che roba. Io che sta poltrona? La seduta fa il marmo. È espulsa da soffitta. Guarda, a soppin de acri.